Sinceramente non so neanche come cazzo iniziare questo video, perché è quel classico video in cui veramente non vorresti fare. Raga, lo so che è passato un bel po' di tempo dall'ultimo video che ho pubblicato, sono passati esattamente più di 180 giorni. 180 giorni sono tanti. Tante persone mi hanno scritto su Instagram cercando di capire che cazzo mi fosse successo e per quale motivo non pubblicavo più, e penso che, come avete letto dal titolo e come avete visto anche dall'inizio, da appunto le notizie che hanno messo i giornali, ho fatto un incidente. Premetto due cose: questo video non lo sto facendo per attirare appunto iscritti, non sto facendo questo video per attirare appunto mi piace o cazzate varie, lo faccio per il semplice motivo perché è giusto che la gente che mi segue abbia un feedback, chiamiamolo così, appunto di quello che mi è successo, anche perché tante volte ho detto che il mio canale è tipo un mio diario di vita, un diario di bordo, possiamo dirlo, ecco. Quindi è giusto dire anche le cose brutte. Quel giorno, come la maggior parte della gente sa, io registro H24 ogni volta che io metto piede fuori da casa, a parte negli ultimi 6 mesi. Quindi molto probabilmente alla fine del video metterò la parte in cui appunto si vede quello che è successo. Quindi non la metterò prima e la metterò appunto alla fine, quindi magari per chi è più sensibile, debole di cuore, tutte quelle robette varie lì, ecco, la parte finale skippatela. Era il 15 luglio, come un giorno come gli altri praticamente, stavo andando a lavoro, quindi prendo la mia bella motina, vado per strada, mi avvio e all'altezza di all'incirca, possiamo dire, penso stati 5 km dopo, quindi all'incirca 7-8 minuti dopo, dopo il rettilineo c'è una curva che va verso sinistra, io mi attingo, mi avvio, mi immetto. Ho avuto sorridere perché mi verrà a bestemmiare, ecco, inizio, anzi neanche un inizio, mi sposto verso destra per fare la curva verso sinistra e mi sono ritrovato una macchina contromano, completamente contromano. La mia fortuna è che quel giorno lì ero abbastanza per i cazzi miei, spensierato, calmo, quindi andavo molto molto piano. Per tutti gli stronzi prima che scrivino commenti strani ero sotto i limiti, non posso dire quanto, no, non lo posso, anche se vorrei. E dal video sembra che stessi correndo, ma in realtà non è così. Per chi ha un po' di orecchio basta che ascolti anche il rumore della moto e si sente che non stavo andando forte. Dal video che troverete alla fine specifico, che metterò anche il pezzo, quello del rettilineo, vedrete che andrò leggermente verso sinistra, ma per schivare delle buche poi mi riporto in carreggiata verso destra, quindi nella mia parte completamente vicino al bordo. Penso di essere stato a 20 cm dalla linea di destra. Non fatevi ingannare dalla GoPro, perché la GoPro ha l'obiettivo, non mi ricordo, l'ho messo grandangolare, quindi tutta la parte, quella che dal mezzo va verso destra, sinistra, si rincoglionisce, sembra 8 volte più distante, in realtà sono molto più vicino. Quindi arrivo a sta curva, la macchina contromano, mi prende in pieno, e quest'essere, perché non posso usare altre terminologie per la mia sicurezza, mi prende e la moto vola verso destra. Io volo, non mi ricordo dove, perché dall'incidente non mi ricordo nulla. L'unica cosa che mi ricordo è che mi sono svegliato che guardavo il cielo e penso essere volato sull'erba, perché non ho sentito altre versioni, anche perché ero sporco di erba, almeno da quello che mi dicevano i passanti. E la macchina si ferma a 150 metri dopo, più o meno all'incirca, e niente, da lì inizia i miei 21 giorni di completa merda in ospedale, dove ho subito 3 interventi, di cui uno si può vedere qua sul braccio, fanculo la telecamera, si vede, non si vede. Uno è il collo, si vede anche qua, e l'altro è sulla gamba. Cosa dire? Sono vivo, l'importante è quello. So che è brutto sparire per 6 mesi e poi tornare con questo video qua. So che è passato abbastanza tempo, ma sono sincero, non avevo l'input per far video, non so che cazzo fare, non sapevo neanche come prenderla, sinceramente. Fisicamente posso dire che sto bene, emotivamente non proprio. Quindi niente, raga, questo è il tanto. Ho abbastanza generalizzato, possiamo dire, non sono stato a specificare qualsiasi altra cosa, anche perché sono sincero, non so altro che cazzo dire. L'importante, ripeto, è che io mi sto bene, sono vivo e basta, non dico altro. La moto, perché sicuramente qualcuno si scrive: ma la moto come sta? La moto è da buttare via. Purtroppo pensavamo di riuscire a salvare qualcosa, ma dall'impatto, dove pensavamo che fosse solo distrutto davanti, in realtà è andata a puttane anche il telaio e anche la parte destra della moto. Quindi non penso che rivediate, ecco, la zettina molto presto, purtroppo. È ancora lunga.
è ancora lunga. Adesso con calma vedrò che video fare, cosa inventarmi, anche perché sì, il canale è intrattenimento, ma sicuramente non posso mettermi a fare video dove, che cazzo ne so, mi metto sui calzini. Quindi non lo so, se avete domande scrivetemi questo nei commenti che io cercherò di rispondere a tutti quanti il più sinceramente possibile, anche nel miglior modo possibile, anche perché alcune cose purtroppo per discorso burocratico non posso dirlo per ora, finché le pratiche non si chiudono. E niente raga, sto bene e noi ci vediamo ad un prossimo video che non so sinceramente che cazzo fare. Sono sincero con voi, non ho mezzi termini, non voglio prendervi per il culo, non ho più idee. Vi lascio il video. Ciao raga!